Buongiorno da Rosolina, buongiorno dalla RSA Rosa dei Venti da Leandro Maggi. L'associazione Laguna Veneta Ombre e dintorni ha offerto 4 sedie per disabili e 4 deambulatori in ricordo di Francesco Bergo. Gli amici dell'associazione, presenti con il presidente e gli amministratori, hanno voluto così ricordare il loro amico, persona generosa e sempre legato alla città di Rosolina, dove era nato. Presente, oltre all'assessore Sara Biondi, il direttore dell'RSA Cristiano Castelnuovo, gli amici di Bergo e la moglie che ha fatto un ricordo commosso del marito. Gancio della giornata l'associazione Antea, presente con Paolo Ruzza, e anche l'associazione Antea Ombre dintorni ha voluto offrire una sedia per disabili. Adesso l'assessore che c'è una sequenza. Allora, io innanzitutto ringrazio il direttore che ho conosciuto, la Sara che la conosco da quando era piccola. Noi abbiamo pensato giustamente alla casa di riposo di Rosolina per questa beneficenza nostra a nome di Francesco Bergo, che anche lui era di Rosolina, una persona eccezionale. Scusate, ma adesso mi riprendo. Eravamo come fratelli noi, abbiamo deciso proprio che questo, la vita è vita, difendiamola in memoria di Francesco Bergo. Lui era una persona straordinaria, la moglie pure che è presente oggi, le sorelle, e cosa? Io posso dire una cosa, ho conosciuto il direttore della casa di riposo di Rosolina, una persona straordinaria anche lui, e noi abbiamo voluto che la vita di Francesco continui con questa beneficenza di 4 carrozzine e 4 deambulatori, perché Francesco era molto nel sociale, lui viveva per la beneficenza e noi vogliamo continuare in nome suo questa cosa. Il club è un club che è nato 9 anni fa proprio con lui, perché io e lui ci siamo messi, abbiamo detto facciamo un club nautico, passione per la nautica, abbiamo vissuto tanti momenti insieme, poi la malattia ce l'ha portato via, però lui è sempre con noi e anche oggi qui nella casa di riposo di Rosolina è presente. Vi ringrazio personalmente come assessore sociale e anche come amministrazione comunale per questo gesto, perché il bene porta sempre altro bene, quindi è una cosa importante, la vita, è importantissima e va difesa a tutti i costi. Abbiamo delle difficoltà a riuscire ad ottenere quello che vogliamo ottenere, ma ci stiamo lavorando in maniera costante e assidua, ma è una lotta difficile, ma ce la facciamo, secondo me, prima o poi. È pacifico ed è importante che più c'è aiuto a queste realtà e più si riescono ad ottenere dei risultati, soprattutto per gli operatori e per gli ospiti, che sono la parte più importante di questa struttura. Personaggio con cuore che non aveva a che fare. Nell'89 ci siamo sposati, è transitato a Dolo e lì ha fatto una nuova vita, però non ha mai dimenticato da dove arrivava, da dove veniva e dal gruppo degli amici che aveva. Alti e bassi nella vita, malattia, 15 anni, una malattia che non ha dato tregua a lui, a noi, a sua figlia, agli amici. Trapianto di cuore, trapianto di rene, cancro al polmone, dializzato, ed è stata una storia lunga, atroce, difficile, ma non ha mai mollato un secondo. Il giorno prima di entrare in ospedale col suo caro amico ha voluto fare un giro in queste terre, è andato a mangiare il pesce, il pasticcio di pesce, è andato a farsi il suo giro delle sue terre, delle sue valli, del Rosolina, del Volto, di Rosa Pineta e di tutto quello che gli rappresentava. Sapeva che era arrivato alla fine, lo sapeva, piangeva di notte, ma non lo faceva notare agli altri, rideva, sorrideva, voleva vivere, sempre,